Allora, rieccoci qua. Alla luce di tutto quanto abbiamo detto, poi mi sa che il tempo non ci consente di affrontare l'altro tema della legge di stabilità, ma magari avremo modo di trattarlo la prossima settimana, anche in prima serata, il tempo che lei riesce a venire con noi, a stare con noi, perché so che tra l'altro è pieno di impegni la prossima settimana. Pensate di fare comunque un'azione, uno sciopero, una manifestazione, un qualche cosa per ottenere quello che vi prefissate? Allora, adesso non c'è più tempo, nel senso che l'unica opportunità che abbiamo è che la Regione apra immediatamente un tavolo di confronto per rivedere quel progetto di legge 25 sulle IPAB e seguire con noi un processo che metta in moto questa discussione per fare una vera legge di riforma in Veneto, così come si era impegnato il Presidente Zaia di realizzare. Quindi sollecitando il governatore. Adesso noi vorremmo sollecitare. Abbiamo una forte spinta nei luoghi di lavoro. I 10.000 lavoratori ci chiedono con forza di far sentire la voce del CGIL, CISL, UIL alla Regione Veneto chiedendo affrontiamo l'argomento. Dico che saremmo anche pronti alla mobilitazione, però come si dice, noi siamo pronti prima al confronto, al dialogo, a trovare le formule necessarie, però qualora questo non si realizzasse la scelta saremmo costretti ad affrontare una forte mobilitazione da parte di tutti i lavoratori. Ecco, proprio per dare una risposta a coloro che lavorano, che ci hanno scritto. Qual è la questione? Sono le questioni anche di carattere, tra l'altro retributivo, di contratti di questi lavoratori, perché c'è una differenza tra il pubblico e il privato, c'è una differenza anche nei rinnovi contrattuali, insomma c'è una problematica che li riguarda da vicino. Sì, per dare una risposta ai lavoratori, diciamo, i lavoratori in questi anni hanno fatto enormi sacrifici anche nella gestione. È chiaro che il contratto pubblico, qualcuno dovrebbe essere, diciamo, dopo 8 anni senza aumenti retributivi, qualcuno ha fatto anche dei sacrifici enormi a rimanere nel settore pubblico, ma quello che potremmo intravedere è che si apra una deregolamentazione nella gestione delle case di riposo con formule strane dal punto di vista della Costituzione o sotto forma di fondazioni o sotto forma anche di società, e con applicazioni di contratti che già stiamo assistendo a contratti con sigle stranissime. Ne cito alcune: Agidae, ANPAS, UNEBA. Sono organizzazioni che si costituiscono, fanno dei contratti con dei minimi diritti, con delle minime retribuzioni a danno dei lavoratori e a favore di queste società che si costituiscono per gestire. Allora noi anche per questi motivi vogliamo tenere la formula della gestione pubblica dentro un contratto pubblico delle autonomie locali, ma non solo per consolidare e garantire ai lavoratori, ma per dare un servizio che è quella la base principale all'utenza di qualità. Ecco, l'ultima cosa per le rette delle case di riposo, quindi la parte alberghiera, no? Che è in spettanza delle famiglie, residenziale. C'è qualche novità, c'è qualche cosa che avete in mente di fare? Questo un po' lo chiedono molti anche questo, cittadini. L'efficientare, rilanciare la riorganizzazione delle case di riposo potrebbe anche prevedere una ottimizzazione dei costi e per cui un beneficio per le famiglie nell'abbassare le rette. Ecco, questa è un'operazione che tra l'altro vede in Veneto situazioni differenti da casa di riposo a casa di riposo, a ente. Allora, se riuscissimo a uniformarle le rette, ad abbassarle, ad evitare anche quelle crisi che abbiamo riscontrato in questi anni, dei cosiddetti letti freddi perché mancavano gli utenti, perché non avevano le risorse, le famiglie erano in difficoltà e non riuscivano a portare il proprio familiare dentro una casa di riposo. Allora, questo è un tema estremamente delicato che riguarda tanti veneti e va
sostenuto da parte della Regione Veneto con molta determinazione. Allora segretario, io la ringrazio di essere stato qui con noi. Il tema legge di stabilità lo commenteremo a questo punto la prossima settimana con la sua presenza e anche di altri ospiti. Io ringrazio a voi di averci seguito, appuntamento come sempre a domani, grazie.